Blitz della polizia denominato Bazar. Il GIP del Tribunale di Agrigento Luisa Turco ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone. Per loro l'accusa è di aver gestito il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti ad Agrigento fra San Leone e Porta di Ponte. I provvedimenti firmati sono 8 di custodia cautelare in carcere e 8 invece gli obblighi di dimora. In tutto sono state eseguiti 9 ordinanze. 7 infatti sono ancora tuttora le persone ricercate. Ai domiciliari si trova Abdelkrim Tul. In carcere invece il favarese Giuseppe Bellavia e Emilian Borici, Fozzi Tomi, Aitam Haidi e Zaid Freccichi. Obbligo di dimora invece per Niza Arabi, Amine Taliburida e Sofin Kasha. Era un periodo che non riuscivamo ad ottenere delle misure cautelari, benché ci fossero diverse richieste inoltrate all'ufficio GIP del Tribunale, ma finalmente abbiamo ottenuto questa operazione che ha consentito di individuare una serie di soggetti prevalentemente non italiani che detenevano e spacciavano droghe in varie zone della città di Agrigento e non solo della città di Agrigento. Un'operazione che comincia su per giù nel 2010, culmina oggi e ancora comunque ci sono 6 soggetti da intercettare. Sì, dalla conferenza stampa avrete capito che trattandosi di soggetti non italiani senza fissa dimora, in particolare taluni, non è stato facile rintracciarli. Le ricerche sono intensificate e si potrà arrivare alla notifica dell'ordinanza di misura cautelare anche nei confronti di questi soggetti.